Oltre 140 km per la Gran Fondo, poco più di 110 quelli del medio giro tra paesaggi mozzafiato nella costa nord-orientale sarda, tornanti dall'elevata difficoltà e discese dal grande valore tecnico. È lo scenario scelto dalla ASD Mare e Monti per aprire il Giro Sardegna 2022, arrivato alla sua 26esima edizione, partito questa mattina da Budoni. Alla partenza in 260 c'era anche Fabio Aru, con lui nomi illustri dello sport italiano come Yuri Chechi, l'indimenticato signore degli anelli che con il team di Max Lelli ha deciso da subito, e seppur con spirito goliardico, di lanciare la sfida alla gara. Con Fabio Aru alla partenza di questo Giro Sardegna, l'ennesima volta come testimonial, un appuntamento che ormai si ripete, è importante comunque esserci. Sì, come ho detto ieri durante la presentazione, ho avuto modo l'anno scorso di partecipare a questo evento, di conoscere Torino, Cristina, insomma un po' tutta l'organizzazione. È stata una bellissima esperienza, mi sono trovato molto bene, e anche lo spirito della manifestazione, così stare nello stesso hotel anche con gli atleti era una cosa che mi è piaciuta, quindi quest'anno appunto sono di nuovo qua tutta la settimana, quindi tutte le tappe anche in hotel, quindi è una bella cosa. Si respira insomma l'aria che per te è sempre stata di casa, con tanti atleti, anche in queste manifestazioni c'è sempre modo per vedere un bel ciclismo. Assolutamente sì, poi il tempo e i percorsi sono magnifici, ogni anno il giro cambia scenario, cambia posto, cambia location, è bello sempre, anche per me che sono via da tanti anni, sto vedendo dei posti che nonostante sia sardo non ho mai visto, non ho mai potuto apprezzare, quindi anche questa è la cosa bella della manifestazione. Allora insomma adesso si parte, quindi insomma un consiglio a tutti gli atleti. Ma sicuramente, come è stato detto ieri alla presentazione, è una competizione, ma bisogna avere un po' di attenzione, insomma scongiurare possibili cadute, poi vabbè, il rispetto reciproco tra tutti i partecipanti, questo penso sia alla base, e speriamo insomma che vada tutto bene, il clima ci aiuta, è una bellissima giornata nonostante siano le 9 del mattino, che dire, in bocca al lupo a tutti. Bicicletta, sole, Sardegna, ingredienti che già sono il successo. È una terra meravigliosa, penso che visitarla e vederla anche con questo mezzo, con la bicicletta, sia davvero una grande opportunità. Qui molti lo fanno per vincere, per provare a migliorarsi, io veramente lo faccio per fare una bella pedalata con un po' di amici. C'è anche un'attività benefica, noi cerchiamo di raccogliere fondi per la Dynamo Camp, un onlus per la quale stiamo cercando di fare qualcosa di importante, però insomma l'obiettivo è godere questa giornata insieme, insomma, per me che sono appassionato di ciclismo, pedalare insieme a Fabio Aru e a Max Lelli, già questo è un grande regalo. Le tue caratteristiche atletiche le conosciamo, sulla bici invece? Ecco, è meglio non parlarne, lasciamo ricordatevi quelle che avevo. No, allora il discorso è questo, nonostante l'esperto Fabio Aru non sia d'accordo con me, se avessi fatto il ciclista avrei vinto sicuramente il Giro delle Fiandre, la Liegi-Bastogne-Liegi di oggi, una tappa del Giro, una tappa del Tour, e la Vuelta, che la vincono tutti la Vuelta, cioè la Vuelta non è che la Vuelta... Non sei un velocista? Sì, sono un velocista! Oh, è convinto? Oh, vabbè, come vedete, scusate, cazzeggiamo perché lo spirito è questo e ci piace così. Conoscitore assoluto invece il Giro Sardegna, Max Lelli, sensazioni? Sì. Ma sensazioni, allora per me la Sardegna ce l'ho nel cuore, l'ho già detto in più occasioni, perché anche in carriera venivamo spesso con Michele Bartoli, con Ivan Basso, in questa terra meravigliosa, che poi all'interno per l'allenamento è anche tosta, dunque mi fa piacere. Poi con Tonino Scarpitti e Cristina c'è un rapporto ormai da 20 anni e non potevo mancare, soprattutto quest'anno con una squadra così agguerrita, con Yuri Chechi, che sarà il mio capitano, dunque sarà colui che dovrà dare un segno importante per la squadra. Avete capito bene il messaggio nostro con Dynamo Camp, che va al di là della competizione. Comunque l'obiettivo è divertirsi e poi fare sempre qualcosa per il sociale, che credo che sia la cosa più importante. Dopo lo start è subito grande bagarre, ma a catturare le attenzioni per l'incertezza dei valori in gara è la Medio Giro, che si accende già a partire dai rettilinei dell'Orientale Sarda fino a Siniscola.
Una salita bella, panoramica lunga e continua fa la prima selezione. Il dislivello è impegnativo e il gruppo si sfilaccia con le prime fughe in testa. A dettare l'andatura fino alla vetta degli 827 metri sono 7 fuggitivi. In cima è il vento, nemico numero 1, con il gruppo dei migliori che segna il solco di oltre 1 minuto e mezzo. La lunga discesa adatta agli specialisti segna il ritorno prepotente di Andrea Costanzo, che per la prima volta con la bici dell'indimenticato Federico Mannai accarezza un successo importante. Dall'uscita di Lula inizia la lunga marcia degli 8 fuggitivi. Tra i più attivi ci sono proprio Costanzo e Cresca, ma il gruppetto non si sfalda. E allora tutto si deve decidere nel grande finale, con l'allungo decisivo sul rettilineo di Cresca, che sulla linea del traguardo precede Maurizio Pugioni e più staccato Leonardo Mona. Grande incertezza anche tra le donne, ma a tagliare per prima il traguardo è la svizzera Judith Gerber. Nella gran fondo invece è una solo di Elbig Benedict, che in fuga dall'avvio arriva in solitaria al traguardo con un vantaggio di oltre 8 minuti e in tasca una già incredibile ipoteca sul Giro Sardegna. Questa è la mia prima gara in Sardegna, ma non in Italia. È stato bellissimo venire qui e mi sono divertito molto a gareggiare in questo giro. Leonardo, complimenti innanzitutto per questa vittoria, un allungo finale a 2 e poi la tua zampata vincente. Sì, come ho detto ci ho provato agli ultimi 2 chilometri con il ragazzo, aveva un altro compagno di squadra dietro. Niente, siamo andati a tutta, alla fine non mi dava più cambi, ho detto il tutto per tutto, se mi riprendono arriverò ultimo della volata, se va bene arriverò primo. Hai capito subito perché ci sono state varie tentativi di fuga, poi quella vincente a 7 e a 8, hai preso il treno giusto? Sì, diciamo che è stata fatta subito un'andatura molto elevata già dal primo chilometro della salita, dopo 20 km di gara. E niente, da lì siamo rimasti subito in pochi, prima 10, poi 7, poi 8, qualcuno è rientrato e poi il finale siamo arrivati noi. Molto vento, percorso stupendo, mi devo complimentare, ho già fatto altre gran fondo e questa è veramente, mi dispiace non poterla farla tutta la settimana, però purtroppo il lavoro richiama a casa. L'ultima cosa, su di te hai anche un trascorso a livelli anche differenti, insomma adesso hai avuto obiettivi diversi, un breve cenno alla tua carriera. Sì, niente, come dicevo prima vengo dalle categorie dilettantistiche, ho fatto 3 anni con la Mastro Marco e 1 anno con la Maltinti in Toscana, poi ho smesso e ho lasciato un po' stare la bici, così e poi mi sono cimentato nelle categorie amatoriali, ho ripreso l'anno scorso, ho vinto una gara a Vetralla nel Lazio e poi adesso sono in Sardegna per lavoro e quindi ho fatto questo Giro di Sardegna e niente, sono molto contento, grazie. È andata bene, all'inizio ho avuto un po' di difficoltà perché altre ragazze sono andate avanti, quindi è stato un po' faticoso. Poi ho preso un buon gruppo con alcuni ragazzi e sono riuscita a recuperare. Ed è stato più facile risalire e riuscire a recuperare per il finale. Alla fine è andata. Gone, so I tried.